Al Teatro Massimo di Cagliari la presentazione del Calagonone Jazz Festival. Giunta alla 36esima edizione, sarà un festival con grandi autori, nuovi progetti e produzioni originali, che dal 26 al 29 luglio proporrà un palinsesto all'insegna della cultura sarda di accoglienza e storia di un territorio che si fonde con la musica jazz e diventa veicolo di incontro e condivisione esperienziale, turistica e culturale. Il tutto coordinato dall'Associazione Culturale Intermezzo di Giuseppe Giordano in sinergia con gli sponsor e le collaborazioni storiche per un festival sempre più in espansione. Ancora con grande entusiasmo e soprattutto con il supporto territoriale dell'amministrazione e devo riconoscere anche delle istituzioni regionali come l'assessorato della pubblica istruzione, quella del turismo, ma soprattutto anche la Fondazione di Sardegna che da 36 anni ininterrottamente tutti ci sorreggono e ci sostengono. Giordano, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che questo festival nazionale, sardo, internazionale, nasce appunto 36 anni fa da un'idea di 4 amici a Nuoro, possiamo dirlo? Sì, quattro amici nuoresi appassionati di jazz, non quattro amici al bar, scusate la battuta, perché in realtà si frequentavano luoghi diversi, eravamo un po' separati come location. Io studiavo a Sassari, alcuni lavoravano a Nuoro e altri a Milano. Però questa passione per la musica ha fatto condividere questa iniziativa che è arrivata, come abbiamo detto, a 36 anni. Veniamo da periodi difficili, qual è stato il periodo del Covid, quindi era difficile incontrarsi e vogliamo rilanciarlo. Insomma, è una bella cosa, soprattutto perché Intermezzo, l'amministrazione comunale, con tutte le alleanze del territorio che siamo riusciti a trovare, diciamo c'è il coinvolgimento proprio del territorio che si offre alla Sardegna e a coloro che verranno.